due parole, stiamo parlando ovviamente di questa antologia di Gigi Riva, una commemorazione però attiva. Sì, posso solo dirvi una cosa. Io con il mio caro amico fraterno Stefano Lavicca, per verità ne sappiano qual è la mia amicizia con lui da tanti anni, da bambini si andava allo stadio, avevamo chiaramente erano fine anni 60, eravamo bambini, con i nostri genitori si andava allo stadio per vedere il Cagliari, in quello stadio, non in questo. Lo stadio Amsini. Si andava lì perché il Cagliari era tutto. Andavamo con i genitori, allora papà di Stefano, Andrea Ricca, era il motore del Cagliari Calcio, era tutto. E quindi per noi era un orgoglio poter essere, insomma, tra virgolette, privilegiati, perché ovviamente quando si andava allo stadio con chi comandava, passatemi il termine, è chiaro che era è tutta un'altra cosa rispetto a tutti gli altri, nonostante facessimo chiaramente ci fosse un bel rapporto, una bella amicizia. Era molto popolare allora l'affidabilità che c'era intorno al Cagliari, era veramente più sentita rispetto a oggi, anche se oggi è molto sentita. Prima era un sentimento diverso. Questo è quello che ricordo dei momenti bellissimi, dei momenti in cui quando il Cagliari era il Cagliari di Gigi Riva, quando Gigi Riva andava a casa di Stefano, giusto? E allora io chiaramente ne approfittavo e andavo a casa di Stefano con qualche altro amico, e per noi era importante perché ce l'avevamo seguito insomma davanti, quindi era come, diciamo, per noi era importante. Poi ricordo insomma che lui andava anche a prendere Stefano a scuola, quindi ecco, sono dei ricordi che chiaramente da bambino poi ti restano forti, perché stiamo parlando di un personaggio che ha dato tanto, di un personaggio riservato, di un personaggio che, se vogliamo, è stato discusso per il suo carattere, certo non per il suo modo di essere stato il grande campione che è stato. Poi era bello perché insomma, si andava a mangiare la balena. Quando Balena era il conte della Scaffa, ecco, questi sono ricordi belli che chiaramente ti restano nel cuore, nella mente, perché io ho vissuto quel Cagliari da bambino, lo vivo ancora oggi in maniera diversa, con una maturità diversa, con un sapore diverso, perché domenica chiaramente io andrò allo stadio perché mi farà piacere vedere la partita, però quello che assapori, quello che riesci ad assimilare, a metabolizzare quando sei bambino, nell'arco del tempo è tutta un'altra cosa, diventa... Erano forse anche altri momenti storici, era un momento diverso per la Sardegna. Assolutamente sì, nel 70 era il periodo della cosiddetta risurrezione economica, no? Passatemi il termine, perché è chiaro che erano momenti anche di serenità. Si lavorava di più, c'era molto meno chiasso di quello che c'è oggi, c'era meno tormento, c'era meno malumore, se devo essere onesto, Alessandra. Quindi, ma forse io dico questo perché da bambino è chiaro che non recepisci quello che oggi da uomo maturo, quello che vedi, anche per quello che faccio, ti rendi conto di quello che cade. Però è stato bello vivere il Cagliari dello scudetto, vivere tutti questi personaggi che purtroppo ahimè ogni giorno sento che qualcuno va dall'altra parte della carreggiata, come si dice. Mi dispiace perché io li ho conosciuti bene da giovanotti, mi ricordo quando li vedevo in via Alghero magari che passeggiavano, allora c'era Casa dello Sport, e noi da ragazzini ci fermavamo con un motorino, è una cosa molto... Io ho dei ricordi onestamente bellissimi, perché... Tanto lo deve dire lei, onorevole, ma i giocatori prima erano più affabili, più in mezzo alla gente, oggi sono un po' più schivi, eccetto lei ovviamente, che lei addirittura è seduto là, così, no? Lei è fatto salvo. I calciatori erano... Beh, per esempio, il nostro caro Gigi Riva era molto riservato,
questo lo sappiamo tutti. Ma era facile vederlo, era facile incrociarlo. Era facile Perché incrociarlo anche fino a qualche anno fa. Però mi è sempre no, stato no, molto no, prima io ricordo il suo che modo. un giorno io andavo a lavoro qui al Pontile e lui a un certo punto aveva il cofano dell'Alfetta Sì. aperto, io lo suonai, si era fermato, il distributore che c'era lì. Tutti i giorni voleva Ladino, Ferrari. Sì, perché adesso non c'è più quel distributore. Se Stiamo l'hanno parlando togliuto. di un contatto ravvicinato. Io mi sono utile. fermato Benissimo. e allora ho detto prima. guarda che il cofano aperto, lui era sceso, mi aveva salutato, era facile trovarlo. Era facile. Lui andava in Smola sul periodo. Assolutamente sì. Me la Io prendo. ancora oggi, Finiamo con l'intervento. sì, assolutamente, io adesso finisco anche perché mi sto Il tormentando. pubblico oggi frega. No, ci mancherebbe. Io quello che oggi io conservo un bellissimo rapporto con Mario Bruniera, anche per tanti motivi Facile perché di sport regionale. Mi fa piacere perché con Mario, insomma, anche Mario avanti con gli anni, si cerca di parlare sempre, ogni tanto ci si ricorda insomma di quei tempi dietro. Questo è quello che onestamente, francamente, io ricordo dalla mia Cagliari Calcio soprattutto del grande campione di Giriva che lo ricorderemo per sempre. Quindi noi abbiamo dato il nome allo stadio. Ancora un'altra domanda così. Abbiamo dato il nome allo stadio come Sì. comunicato. Approfittiamo per Sì. dire, Quando ma sarà- quanto può unire veramente? Abbiamo sentito prima la voce del calciatore giovane che ci dice non vi unite abbastanza. Quanto può unire veramente? Oh, sì, davvero a Cagliari, sentito quello che ci hanno appena detto 10 minuti fa sul fatto che dall'esterno si avverte tanto che i cagliaritani sardi si vogliono unire. Sì, adesso lo richiamiamo qua se Cosa ha detto Favoretti? Ho detto una cosa importante che dall'esterno si vede di più la nostra poca Guarda, unione. c'è molta, a discapito di quello che erano i calciatori di una volta che erano molto più, entravano molto di più nel popolo. Oggi mi sembra che abbiano un po' più di fatica, cioè lo fanno perché chiaramente sono i personaggi, quindi è chiaro che per i ragazzi, per i giovani, ma anche per le persone adulte, insomma, rappresentano quell'icona, quell'immagine importante del nostro Cagliari, dello sport. Parlo di Pavoletti, parlo di tante persone, adesso non ne posso citare tanti. Per esempio io in comune ho celebrato il matrimonio del come si chiama il portiere che è andato via? Radunovic. Sì. Dico No, bene. no, dillo al ragazzo. A chi? Favoletti, Sì, com'è? dopo lo richiamiamo, Sì, sì, altrimenti si crea Quindi ho celebrato questo matrimonio con chiaramente quella che poi è diventata sua moglie che era incinta, ed è stato molto bello perché il giorno poi ci furono anche i colleghi che sono andati a trovarlo in comune, a palazzo. Cioè queste sono cose belle, dai, parliamoci chiaro. Rappresentano l'attaccamento anche alla città, all'istituzione. certo. Vi ho tormentato abbastanza. Grazie per la disponibilità sempre rappresentata. Scusate, Chiamiamo un altro Il mio personaggio. caro amico, Certo. siccome si stavano guardando con gli occhi.